Ci troviamo in Val Canali, siamo a pochi chilometri da Fiera di Primiero, nel Trentino orientale. Abbiamo parcheggiato la macchina in località Cant del Gal e siamo a 1180 metri di quota. Andremo a fare una passeggiata passando da Malga Canali e raggiungendo il rifugio Treviso. Diamo inizio al nostro giro imboccando questo sentiero, direzione Malga Canali, che non ha una numerazione. E lungo il percorso per raggiungere Malga Canali, guardate che spettacolo di panorama sulle pale di San Martino meridionali. Arrivati a Malga Canali, possiamo dire che sin qui il sentiero è stato tranquillo, piacevole, diciamo un buon riscaldamento. In inverno la Malga è chiusa, però in estate è una delle mete più amate della zona. Oltre a essere una malga attiva, propone un agriturismo con assaggio di prodotti caseari lavorati qui sul posto. La malga si trova in una posizione straordinaria e come potete vedere alle mie spalle il panorama è davvero magnifico, dove possiamo individuare alcune cime, il Sas d'Ortiga e la pala del rifugio Treviso. Siete pronti a continuare la salita? Bene, perché adesso andiamo al rifugio Treviso. È l'ora di mettersi le ciaspole. Noi proseguiamo diritti. Puntino di Sandra. Siamo a circa 1400 metri di quota, adesso da qui il sentiero si fa più impegnativo e sale con una lunga serie di tornanti nel bosco. Ebbene sì, abbiamo raggiunto il rifugio Treviso. Siamo sulla parte orientale della Val Canali a 1630 metri di quota. Durante la stagione invernale questo rifugio è chiuso e l'apertura ufficiale va solitamente da giugno a fine settembre. Questo rifugio merita qualche parola perché ha una storia davvero affascinante. Fu costruito nel 1897 dalla sezione Dresda del club alpino austriaco e tedesco
e originariamente si chiamava Rifugio Canali. Alla fine della Prima Guerra Mondiale passò alla SAT, Società Alpinisti Tridentini, che qualche anno dopo lo cedette definitivamente al CAI sezione di Treviso. Fu allora che prese il nome che conosciamo oggi, Rifugio Treviso in Val Canali. Al Rifugio Treviso si trova anche un bivacco. Andiamo a dare un'occhiata. Locale invernale dotato di 4 posti letto senza stufa. Un po' frescolino, ragazzi qua. Bene, è giunta l'ora di scendere a valle. Nella prima parte ripercorreremo lo stesso sentiero dell'andata, i 707, e poi lì valuteremo qualche variante per rendere diverso il percorso di rientro. A questo bivio seguiamo il segnavia numero 7, stando nella parte sinistra orografica della Val Canali. In questo punto, invece che ritornare alla Malga Canali, scendiamo sulla strada sterrata alla mia destra. La neve è finita. Siamo ritornati in località Cant del Gal. La Val Canali è stata stupenda, ci ha regalato una giornata ottima e sicuramente programmeremo dei trekking anche in estate. L'escursione di oggi come la definiamo da un punto di vista tecnico? È stata facile, non ci sono punti difficili e la consigliamo a chi ha un minimo di allenamento. Dobbiamo tenere presente che in inverno i sentieri innevati richiedono maggiore attenzione e maggiore impegno fisico. Come avete visto nel video, anche la parte meridionale delle Pale di San Martino merita di essere vista. È molto affascinante. Un ultimo avviso che ripetiamo sempre, ma non è mai abbastanza. Mi raccomando, consultare sempre il bollettino valanghe prima di partire per un'escursione. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!